Buon pomeriggio amici telespettatori, ben ritrovati con un nuovo episodio degli Occasionali, il nuovo podcast targato Calcio Napoli 24 TV ed oggi, a proposito di cultura napoletana, parleremo di Sua Maestà la pizza, perché quando si parla di Napoli all'estero la prima cosa che ti viene in mente qual è, caro Vincenzo Testa? Buon pomeriggio a te. Ciao Riccardo e ciao a tutti, ma ovviamente la pizza! La pizza, ragazzi, la pizza è un vanto napoletano che poi molti provano sempre a prendere la paternità della pizza e noi ci faremo svelare tutti i segreti dalla pizza dal maestro Salvatore Salvo. Ciao Salvatore. Ciao a tutti, però non tutti i segreti. I segreti che possono essere raccontati. È tipo la ricetta della Coca-Cola, non si può sapere. Poi in tanti provano ad emularla. Ma ognuno ha il suo segreto di Pulcinella, ognuno ha la sua passione, l'elemento nascosto che mette con la terza mano. Diciamo Noi questo non te lo chiederemo perché ovviamente qua se no ci sono orecchi indiscreti pronti a captare tutti i segreti. Tutti i competitors. Vediamo quali sono i segreti di Salvo. Esattamente, maestri pizzaioli da 3 generazioni, giusto? Sì, esatto. Abbiamo iniziato con nostra nonna fuori al Basso, poi finiti i servizi militari, mio padre con i fratelli ha iniziato la loro prima attività insieme alla nonna. Poi l'attività è rimasta nostra e siamo arrivati adesso, diciamo, a quello che oggi rappresenta Pizzeria Salvo. La sede principale a San Giorgio a Cremano e l'altra sede a Napoli alla Riviera di Chiaia. Io ci sono stato alla Riviera di Chiaia. Io sono stato a San Giorgio, quindi ce lo siamo divisi. Okay, adesso dobbiamo intercambiare. L'unico non intercambiabile è Emanuele Bernardo in cabina di regia, che vado a salutare e a ringraziare. Salvatore, non ti chiedo i segreti della pizza, per carità, però ormai quando si parla di pizza, soprattutto arrivati nel 2023, c'è una vastità di pizza, dalla pizza gourmet. Ci sono tante polemiche relative a chi magari non è maestro pizzaiolo, però dice io utilizzo i prodotti che costano mila miliardi di soldi e quindi ti metto la pizza a 300 euro. Insomma, la pizza fa parlare tanto di sé, però sveliamolo, la paternità della pizza resta napoletana e noi ce la teniamo bella cara. Sì, la paternità della pizza è storicamente napoletana, ma anche oggi attualmente napoletana. Poi naturalmente tutti possono avere i loro segreti, le loro usanze, però è un vanto della nostra città. Se si dice pizza all'estero si pensa a Napoli, se si pensa a Napoli anche in 2 ore a Napoli si vuole visitare una pizzeria e mangiare una pizza, e questo è un vanto di noi pizzaioli. Ed è giusto che sia assolutamente così. Io ho tantissime persone, tantissimi amici che vengono da fuori e dicono mi consigli dove si mangia la pizza migliore a Napoli? E tu dove consigli? Da Salvo Pizzeria. Sempre da Salvo. Sempre da Salvo Pizzeria. Ovviamente poi dipenderà sempre dai gusti, però ripeto, la concezione che si ha all'estero della pizza napoletana ormai è diventato un brand davvero dal punto di vista internazionale, un nostro punto di forza, un nostro vanto. Poi chi dice ma voi magari siete un po' permalosi sulla pizza, la vostra pizza è meno buona rispetto a quella, che ne so, di Milano, di Roma. Io ripeto sempre, ma tu la pizza napoletana, vero? L'hai mangiata? L'hai assaggiata? Molti mi dicono di no, e allora non puoi parlare di questo. Anche perché noi napoletani poi quando andiamo fuori ci troviamo in crisi nel mangiare la pizza, perché nessuna sembra essere come quella napoletana. Questo è vero. Tu pensa, ti racconto un aneddoto. Ero a Bali, in una piccola isola che si chiama Gili Travagan, un'isola di 10 km di circonferenza, e mi ero incantato a guardare uno dei tanti pizzaioli del posto che faceva la pizza, sai, però del più del meno avevo proprio svestito, diciamo, il mio ruolo da pizzaiolo, e mi arriva uno alle spalle e mi fa ma è proprio napoletana questo stile, guarda la stand è proprio la napoletana. Io lo guardavo, ma questo fa sul serio, mi prende in giro, cioè sai quella cosa che ti dicono all'orecchio mentre tu sei sopra il pensiero. In realtà la pizza è la cosa più imitata al mondo, soprattutto la prima parola che non ha traduzione e rappresenta un pezzo della nostra cultura che oggi credo debba essere valorizzata anche attraverso le tante forme che ne vengono fatte tra gourmet, contemporanea, tradizionale, eccetera eccetera. L'importante è quello di fare una buona pizza, è quello di rappresentare il proprio territorio e soprattutto essere orgogliosi della propria tradizione e delle proprie radici, che è una cosa fondamentale.
magari cercare di non stravolgere troppo questa tradizione. Sicuramente. Quante pizze avete nel menù voi, Salvatore? Ma penso abbiamo una trentina di pizze che intercambiamo tra le stagionalità e soprattutto anche un po' a fantasia, Certo. diciamo, ci scoccia Sono una anche pizza, diciamo molto così, particolari banalizziamo. le pizze di Salvo, non sono solo le tipiche che trovi in ogni pizzeria. Noi sì, affondiamo molto le radici nella tradizione, naturalmente abbiamo tante pizze tradizionali che abbiamo rilanciato, penso alla Cosacca che è una Sì. pizza ancora più antica della Margherita, o a fare una carta delle Margherite che valorizza i prodotti del territorio, quale il pomodoro, i latticini e l'olio extravergine, per poi fare addirittura delle pizze innovative che Certo. vengono fatte con degli ortaggi stagionali che si intercambiano nel corso delle settimane o addirittura con dei prodotti di pesce, perché il pesce è un elemento che non era mai stato usato per la pizza, però con una mano leggera, creativa, diamo una nuova forma, un nuovo gusto alla pizza napoletana. Io Come si faccio- chiama la io- pizza col pesce? Noi ne abbiamo diverse, abbiamo profumo di costiera, terramare, oceano, io ti invito a provarle tutte. Ok. Quindi magari una degustazione può essere Assolutamente, Molto, molto assolutamente volentieri, sì. questo lo facciamo molto Mi sta già venendo volentieri. fame. Lasciamo stare. qua Qualche abbiamo sempre- pizza la potevo portare, ragazzi, non ci ho pensato. Non ti No, preoccupare, veniamo stasera poi direttamente. Tu, io vado a San Giorgio. Ma noi tu- ci dobbiamo organizzare così, uno va da una parte e uno dall'altra. No, tu mi hai Così parlato non di tanti mangiamo argomenti insieme. della pizza, ma adesso mi viene una battuta. Ma l'ananas sulla pizza, Che tra l'altro come pizza non si traduce. Oddio. che è un qualcosa di estremamente americano se le strisce. Allora, guarda, io non precludo nulla, anche perché oggi non si può dire la pizza con l'ananas, Sì, no, sì. assolutamente, perché farei polemica con anche dei bravi colleghi. Ecco, quindi Però A diciamo gusto. mi è capitato nelle tante prove, anche con degli chef stellati con cui abbiamo collaborato, di utilizzare per esempio dei frutti un po' più vicini Sì. a noi, per esempio la pesca, Mm. non so, la bicocca, anche per delle versioni dolci. Certo. Quindi oggi non si preclude niente, mettiamoci anche la frutta però. Sappiamola usare, perché oggi nella cucina moderna non si è che usa ti fai la pizza che frutta. ci butti l'ananas sopra e dici vabbè ho fatto. No, non funziona propriamente. Sono così. stato alla Cina con Nancy Silverstone, una panificatrice americana. Lei raccontava la sua storia della pizza con l'ananas, perché aveva un figlio che purtroppo gli era morto molto giovane, che mangiava sempre la pizza con l'ananas. Quindi lei ha dedicato una pizza con l'ananas al figlio. vedi. E devo dire la verità, seppur lei era americana, quindi uno stile tutto suo, riuscì a dare un gusto veramente molto, molto, molto buono a quell'ananas. Molti mi linceranno, però in un contesto americano era anche piacevole Certo. provare quella cosa. In un contesto napoletano penso mi prenderebbero a fucilate. Qui sì, Probabile. qui sì. Senti, un'altra curiosità che ho. È vero che una dei segreti della pizza napoletana è l'acqua? È un mito, cioè un mito È nel una senso leggenda. che è una leggenda, esatto, fino al dopoguerra a Napoli arrivava l'acqua di Serino, che oggettivamente è una delle acque microbiologicamente più pure e sgorgava attraverso una condotta tufacea dell'epoca borbonica. Oggi quell'acqua non arriva più, però c'è sempre la migliore pizza d'Italia. Quindi non del basta mondo. l'acqua. No. Diciamo, c'era anche un'altra dice è il manico che fa la differenza, perché certo. poi c'era anche il fatto che il pizzaiolo che un tempo andava fuori non riusciva a replicare la stessa pizza perché magari si ritrovava ad avere a che fare con un pubblico che magari non era abituato a quel tipo di pizza. La pizza napoletana paradossalmente è stata scoperta a fine anni 80. Sì. Si arrivava dalle altre regioni per visitare la città e si incominciava a conoscere come era fatta questa famosa pizza napoletana. In realtà fuori, quella che si portava fuori era una semplice pizza fatta a forno a legna, però in realtà riprendeva più le caratteristiche delle pizze che si trovavano sul luogo, perché i clienti quella percepivano come pizza di qualità, cioè nel senso quella era la pizza che erano abituati, quindi anche i pizzaioli che erano emigrati fuori loro adattavano la loro ricetta e quindi lì era una questione di manico, perché poi adesso la pizza napoletana conquista ogni dove. Certamente. Che poi vorrei far notare che le mani sue sono molto più grandi delle mie, quindi puoi impastare 10.000 volte meglio rispetto a me. E praticamente Quante pizze fate al giorno mediamente? Una pizzeria come la nostra può fare dalle 300 e capita anche 1500-1600 Wow, pizze nel Madonna. giorno. Naturalmente diciamo siamo in tanti anche a lavorare, diciamo, perché altrimenti diventa un lavoro anche abbastanza fisico, però in linea di massima chi ha una buona cavetta riesce a fare tante pizze, ma è la storia anche delle pizzerie Certamente. napoletane. la pizza si riesce a fare anche in maniera molto veloce.
cioè ho visto dei pizzaioli napoletani ovviamente, riescono a fare molte pizze in poco tempo, chiaramente è l'esperienza. E l'esperienza, la capacità di manualità, anche il tipo di impasto che usi, dipende anche dalla cottura, perché una cottura fatta di una pizza che viene fatta secondo certi canoni, soprattutto come la nostra, che è molto idratata, quindi un impasto molto molto morbido, cuoce in 60-70 secondi. Di conseguenza anche la stesura è molto molto rapida. Necessaria anche ad essere rapida, perché altrimenti attaccherebbe. È un impasto molto molto umido. Se avessimo avuto un impasto più asciutto, più tenace, naturalmente avremmo avuto più tempo per stenderla, avremmo avuto necessità, e soprattutto potevamo farla stare su un piano molto più tempo, perché era asciutta, non rilasciava umidità. Quindi è anche questa una capacità di destrezza. Siete arrivati a questa diciamo formula, oppure quella originaria di quando avete iniziato? Diciamo la formula è cambiata, perché sono cambiati un po' i tempi, i tipi di farine, le metodologie di lavoro. Oggi il cliente è più esigente, perché se apri una pagina social c'è la pizza napoletana in ogni dove, ogni assolutamente forma, è tutto, anche perché ci sono dei colleghi, io sono meno bravo sui social, ma hanno fatto scuola, sono veramente molto, molto bravi per i social. Quindi oggi la gente ha conoscenza della materia pizza, e naturalmente anche la nostra ricetta, quella originaria, seppur nei canoni estetici molto simile a quella che faceva mio padre, si è evoluta cercando di essere a passo con i tempi, soprattutto evolvendosi da un punto di vista tecnico, perché le farine non cominciavano ad essere diverse rispetto a quello che usava nostro padre, i tempi diversi, si è capito come rendere perfettibile. In parte anche la lievitazione, perché le farine prima erano molto più deboli, meno strutturati, meno pensate dal mugnaio, per cui non potevano avere grosse lievitazioni, lunghe lievitazioni o lievitazioni un attimo più esasperate. Oggi quelle farine che sono tecnologicamente più evolute permettono che noi possiamo esasperare, e quindi garantire sempre più al cliente un prodotto che sia digeribile, sia gustoso, sia leggero, scioglievole, tutte quelle caratteristiche della pizza napoletana. E fa tutta la differenza del mondo, perché quando assaggi una pizza e dici l'impasto è leggerissimo, non mi resta tra virgolette sullo stomaco, è una delle cose che alla fine va a ricercare tra l'altro il consumatore. E devo dire la verità, adesso no, perché sei qui, la vostra pizza, ecco, io l'ho considerata e l'ho assaggiata, davvero molto leggera e molto piacevole anche dal punto di vista della digestione, perché molte volte vai a mangiare la sera una pizza che magari è un po' più pesante, poi non chiudi occhio. Vabbè, alla tua età questo, perché poi comunque se uno è giovane digerisce. È inutile che fai, io poi ti voglio vedere quando arrivi alla mia età. Allora io penso al gusto, e il gusto mi piace molto. Io poi, penso alla fascia se un giorno mi farà bene, io penso alla fascia dei nostri telespettatori che hanno i problemi di digestione. Faccio io una domanda: quando una pizza è buona, ne riesci a mangiare due quando la senti leggera? Sì. Sì, allora se è buona io sì, mangerei di più. E allora usa il trucco di capire se ne riesci a mangiare anche una seconda, perché quando non riesci magari a finire la prima pizza, o hai sensazione di pesantezza, già di grande sazietà, soprattutto la prima pizza, ti rendi conto che magari quella pizza non ha avuto una lievitazione gestita bene. Devo fare questo test, effettivamente. Pure se sei molto giù, noi siamo un po' più vecchietti, sai, andiamo un po' di brodino la sera quando mangiamo la pizza. Possiamo avere qualche problema. Le tisane anche con 40 gradi fuori. Ma effettivamente tu la pizza la mangi poi ogni giorno o no? Meno male che non mi ascolta mia moglie, che la mangio tutti i giorni. Sono costantemente costretto a dieta, ma del backstage in realtà faccio abuso e indovina di pizza, quindi perché testo, perché mi fa gola, è una delle cose. Facendola poi è impossibile dire di no, te la trovi davanti. Dici pasticcera, ma come fate poi? Tutti questi odori, non ti viene un po' non dico il disgusto, però il carboidrato diventa un po' come una sorta di eroina. Il dolce, magari per il fatto che sia stucchevole o grasso, c'è l'uva, c'è il latte, magari ti porta, credo, un po' alla nausea, perché fino a adesso non ho mai conosciuto un pasticcere che fosse grosso, di stazza, diciamo un panciuto, eccetera. Ai miei pizzaioli io ne mangio tantissima, sono costretto alla palestra, sono maltrattato per andare in palestra, quindi però io ti invidio, perché insomma quasi però è bello. Lo farei anche io il sacrificio. Ma anche perché poi della tu c'hai una pizza preferita o cambi sempre? Io mangio di tutto, però ho la mia pizza preferita. Io amo la tradizionalità, quindi sono per una margherita, godo con la margherita, soprattutto quando tu usi un ottimo pomodoro che magari già
Ecco, la nostra carta margherita ti dà una declinazione dei vari tipologie di pomodoro che puoi trovare nella regione di eccellenza, quindi già sono pizze di sapore diverso. Poi un buon latticino fa la sua differenza, e poi io adoro l'olio extravergine, quindi ne cambio uno a ogni pizza per trovare quell'equilibrio perfetto, per far percepire al cliente la qualità dell'olio extravergine e soprattutto la gradevolezza del prodotto. Bellissimo. Comunque adesso a prescindere Mi sta venendo l'acquolina in bocca, di tutte, insomma, come di pizza ne mangerei la qualunque, però vedi, effettivamente il ritorno poi alle tradizioni. Tu parlavi prima di quando vai in viaggio, noi cerchiamo la pizza e roba varia. Non so se capita anche a te, io quando sono in viaggio, la sera stessa che torno a Napoli, la tradizione qual è? Assolutamente, andare a mangiare la pizza e mangio la margherita, anche se ho voglia, che ne so, di una salsiccia e frari, no. Torno a Napoli, prendo non so se per devozione o una cosa inconscia, però prendo la margherita. È un po' come il sapore di casa. Il sapore di casa, si torna a casa. atterri qualsiasi orario, atterra pure di notte, caffè sì. e poi vado a prendere la margherita. Sarà che sono diciamo così, i punti cardine di noi napoletani, non toccateci caffè e pizza. La cosa peggiore è quando torni ad agosto, che magari 14-15 agosto, non sei in vacanza, e le pizzerie sono chiuse e tu dici mo che mangio. Non tornare il 14 non tornare ma resta in aeroporto. Esatto. Resta in aeroporto. Prendi un altro last minute e fatti un giro da qualche parte. Assolutamente. No, poi hai parlato anche della Cosacca, un noto anche programma, 4 ristoranti tra l'altro, salutiamo Borghese, fecero un contest qui a Napoli, una delle puntate tra le varie pizzerie, detto la vera si capisce se una pizzeria è buona in base a come fa la Cosacca, che diciamo è una delle pizze più tradizionali anche dal punto di vista forse degli ingredienti più povera. Sì, in realtà è una pizza che è stata a lungo bisfrattata dal mondo delle pizzerie napoletane, era quasi dimenticata, quasi ormai sparita, veniva data ai bambini che magari non mangiavano ancora la mozzarella, ed era una semplice margherita con pomodoro e parmigiano. Noi nel recuperare diciamo dei prodotti del territorio, quale il pomodorino di Corbara e il pomodoro di Corbara e un pecorino al latte crudo di Bagnoli Irpino, quindi sull'Aceno, inconsapevolmente abbiamo rilanciato questa pizza che oggi fortunatamente non manca più nemmeno delle pizzerie napoletane, ma anzi si studia per renderla eccellente. In realtà è una pizza semplicissima che nasce ancora prima della margherita, ha delle ragioni storiche ben precise per la sua nascita nel 1845. I pizzaioli napoletani omaggiano la pizza a pomodoro con la neve di Russo, quindi questa abbondante spolverata di formaggio, allo zar di Russo in visita a Napoli. Napoli era una capitale fiorente, lo zar viene a visitare questa capitale moderna, guidata da un re lungimirante che aveva fondato la prima ferrovia. Naturalmente la semplicità ti dà diciamo ti esalta la qualità della pizza, soprattutto dell'impasto, perché poi la pizza non deve essere carica di elementi, non è un piatto, è bensì un pane, definiamolo così, una schiacciata di pane che deve essere condita con degli aromi. Gli ingredienti devono fungere da aromi, ce ne possiamo mettere quante vogliamo, devono essere equilibrati bene, ma soprattutto non devono prevaricare sull'impasto. Sulla margherita, ancora meglio su una Cosacca o su una marinara, tu riesci a capire il vero sapore, la vera essenza della pizza, soprattutto se il manico, ritorniamo al discorso del manico, è un bravo manico, riesce a fare un ottimo impasto che è gustoso e saporito, e soprattutto su delle pizze così semplici riesce a mettere in gioco la propria manualità e il proprio mestiere. Bello. Allora, se si zooma sulla mia faccia mentre si vede proprio la mia gola che ingoia, io pensavo la pizza, sì, io vedo solo la pizza ovunque. Ma ho mangiato prima di venire qua, quindi nel senso sono anche pieno, però è la gola che non è piena. Io non conoscevo come era fatto lo studio, ma altrimenti mi attrezzavo 2 pizze. Ma assolutamente, ma tanto rifaremo, riorganizzeremo assolutamente. Ma la prossima volta un fogone con 2 pizze fritte mentre parliamo, assolutamente. Un altro step. La pizza fritta, vedi, la pizza fritta. Voi in quante varietà la fate la pizza fritta? Allora, noi facciamo le montanare, ma anche la pizza fritta tradizionale. La pizza fritta tradizionale, siamo in fascia protetta, ma è quello. È goduriosa. Goduriosa è il giusto termine. Deve essere fatta bene, deve essere fritta bene. Poi soprattutto la si deve mangiare a fine, magari anche di una bella degustazione. Io la propongo con un cicchetto di marsala, perché da napoletani
da capitolini nel Regno delle Due Sicilie, avevamo sempre una buona bottiglia di Marsala, che non è quello che di solito conosciamo noi che si vende nei coloniali di Pellemovo, ma è un vino, un patrimonio nazionale secondo me, che ha delle sue peculiarità, delle sue eccellenze, che un tempo i nostri nonni abbinavano anche alla pizza fritta, che magari mangiavano in metà mattinata. Quindi noi riproponiamo questa tradizione e speriamo di recuperare, e poi quando viene a San Giorgio, tu quando verrai a Napoli, provvedite e vediamo. Assolutamente sì, no, anche perché c'è sempre questa diatriba tra l'altro sulla pizza. Che ordiniamo? Birra, acqua, vino? Tu teoricamente il tuo consiglio da esperto? Allora, io adoro tutto, io adoro bere, quindi propongo il vino. Abbiamo 480 referenze di vino, quindi mi divertirei a scegliere il vino perché è la mia passione. Però in realtà anche da un punto di vista tradizionale il vino è sempre stato bevuto su una pizza, a differenza della birra. La birra sono anni più recenti, dagli anni 70, quando dopo lo scandalo del metanolo nel vino, naturalmente la bevanda alcolica più comune diventa la birra a seguito di una serie di iniziative pubblicitarie di alcune aziende italiane. Però se pensiamo nella nostra tradizione, già prima della guerra eccetera, noi non conosciamo la birra, ne cominciamo a conoscere dopo la guerra, ma con gli americani, che già bevevano birra rispetto a noi, anzi addirittura nell'epoca fascista la birra fu bandita, se non alcune aree un po' più filotedesche. È un po' come l'ananas sulla pizza, la birra sulla pizza. No, importata dall'America. Un buon boccale di birra va bene. Esatto, io lo bevo tranquillamente. Ma un bicchiere di vino, dicevano i nonni, ma magari fa sangue. Esatto. Questo lo diceva anche mia nonna. Ma in realtà la birra, l'ananas un giorno potrà diventare come la birra. E tutti quanti dicevano l'ananas lo facevano in America e invece oggi tutti lo mangiano. Tu hai sempre di questi. Tu vedi del futuro, tu sei avanti 30 anni. Io spero di no, perché non mi piace. Non la ordinerei. Lui vedrà le piantagioni di ananas per Napoli che verranno colte al posto dei Friarielli. Le palme con al posto dei Friarielli troverà le ananas. Salsiccia e ananas. Esatto. Senti Salvatore, invece voi avete, mi hai detto ovviamente tradizione, ma anche sperimentazione. La pizza che ti ha dato più soddisfazione dal punto di vista della sperimentazione, anche quella più complicata dal punto di vista degli accostamenti, qual è stata? Diciamo quella che per me ha anche un valore di tipo personale, è la pizza al pomodoro, che detta così può sembrare semplice, certo, ma in realtà è una pizza fatta con 6 varietà di pomodori diversi, non c'è latticino, non c'è formaggio, quindi solo pomodoro, e risponde a una domanda ben precisa che noi ci ponevamo ormai 9 anni fa, di come potevamo mettere tutta la selezione dei nostri pomodori su una sola pizza, anziché fare una margherita fatta con il pino, una margherita fatta con solo il marzano, metterli tutti assieme, evocare in qualche maniera nel sapore tutte le declinazioni di sapore delle varie varietà e andarle a trasformare con delle tecniche diciamo più di cucina, quindi andare a trasformare un prodotto così semplice in maniera diversa per esaltarne i sapori. Ed è nata la pizza al pomodoro, fatta con 6 pomodori diversi. Nacque all'epoca anche grazie all'aiuto di un mio caro amico chef stellato Salvatore Bianco, che oggi diventa anche un nostro must. È una delle pizze che seppur innovativa nelle tecniche della ricerca, è una pizza che fiore nei ricordi, perché chi è che non è legato a un ricordo del pomodoro, come quando si fa il ragù e la nonna ti sporcava il pezzo di pane, la pizzetta fuori scuola comprata. Ma già quegli odori quando entravi in quelle Io sono un po' più grande, quindi mi ricordo le lire, la 500 lire che ti aspettavo, quella pizzetta quasi bruciata nel lato, quindi tutti questi ricordi diciamo che ritrovi, e io invito ai clienti a ritrovare sulla pizza a pomodoro. Ma si può già ordinare? Sempre, adesso da ora delivery. Ma per me figurati, sfondi una porta aperta, mi piacciono questi tuoi guizzi, caro Vincenzo. E adesso che mi è venuta fame, il percorso di gustazione si può fare da voi? Sì, noi facciamo un percorso di degustazione, facciamo uno addirittura che prevede circa 9 assaggi, poi naturalmente che andiamo a strutturare al momento anche in certi sensi, anche in base ai gusti del cliente, ed è un'esperienza perché a volte per vincere quell'indecisione di un tavolo, più gente ci c'è a tavolo più c'è indecisione, soprattutto se ci sono le donne,
Non so se vi capita. Tu Sempre, prendi quella, sempre. perché Tu come ne prendi dai quella un e poi pezzo, io ti do l'altro Sì, magari non ti dividiamoci, ma piace. perché? Perché È la voglio è tutta un io. grande classico questo. E quindi alla fine mettiamo d'accordo tutti organizzando magari delle micro macro degustazioni che di solito fanno sì, è una soluzione. divertire. Poi diciamo ci sono delle occasioni speciali dove poi ci inventiamo. Ultimamente sono stato anche a Milano dove con amici del bar L'Antiquario, dello Spicchise Antiquario, come no? abbiamo fatto una degustazione pizza e cocktail presentandoci con la Fantastica. stufa. Con la stufa napoletana, con la pizza a portafoglio, la gente non aveva il tavolo apparecchiato, abbiamo dato questa pizza in mano alla gente senza Bellissimo. posate. Mangiate la pizza a portafoglio. Sono rimasti stupidi, diciamo, da questa inventiva di noi pizzaioli. Però l'hanno fatto. Hanno fatto. Quando sono andati a che prendere che le dici di posate. Ho portato indietro solo i manici della dici? stufa. La pizza a Bellissimo. portafoglio, insomma, che ricordi del liceo e delle medie, quando uscivi da scuola che avevi quella monetina, come dicevi tu, dai là, pizza a Sì, portafoglio. ma infatti io non ho Pranzavi mai così. mangiato la pizza con le posate, neanche quelle che ti sbrodolano tutte. Sempre fatto il portafoglio con qualunque tipo di pizza. Bravo. Qualunque. Cioè tu proprio la pizza, ma tu la arrotoli Poi tutta, io la taglio solo in 4 fette. Cioè proprio ho 4 fette la pizza. Ma prova a strapparla con le mani. Vedi che strapparla sapore ha, un così. po' come quando ti dicono il pane va strappato con le mani e ha un altro sapore. La stessa cosa è la pizza, ti invito. Tagliati il cornicione, magari strappandolo con le mani, e vallo a intingere nel sugo di pomodoro che trovi. Magari recuperando qualche pezzetto di mozzarella. Vedi che ha tutto un altro sapore. Devo provare questo. Siamo sempre in fascia protetta, dovrei usare qualche Go- Poi Godurioso, si diciamo può anche dire. una cosa agli amici che ci ascoltano: guai a chi lascia il cornicione nella pizza. Ecco, perché io sono vedo una- sempre la gente che, Infatti. cioè che spreco proprio. Io sono una di- bestia di Satana. Eh, Io, allora, non tutti. In alcune Però- pizzerie lascio il cornicione. perché? Da salvo non lo lascio. Ecco. Non so perché, però. Qual è Perché la l'hai differenza del cacciato. cornicione? Ah, ok. O paghi il doppio. Decidi Se tu ti quello caccia, che vedi, vuoi è fare. gratis, praticamente, vai fuori. Il condicione deve essere leggero, deve essere vuoto, deve essere saporito, ti deve invogliare a mangiare. Se mangi un condicione quando è ancora caldo ed è fragante, è ancora molto morbido quando anche se la pizza si è Sì. raffreddata, e ti dà soddisfazione a Certo. mangiarlo, naturalmente significa anche quello è un altro segreto per capire se una pizza è fatta bene. No, naturalmente fa parte della pizza. La pizza e il pane prima si condiva di meno, oggi si condisce di più. Perché lasciare il cornicione se fa parte dell'impasto? Io condivido della pizza? appieno quello che dice, io perché non ho mai il cornicione si deve invitare. Ci stanno alcuni cornicioni che non mi invitano. Non ti invitano. Non mi invitano. Mi invitano sempre. Poi si guai sono, a lasciare il si sono cornicione. inventati anche il cornicione ripieno apposta, in modo che nessuno lo lascia. No, è meglio vuoto il cornicione, Sì, così io sono alla fine d'accordo. compri la seconda Assolutamente. pizza. Crei cioè, secondo me è un po' troppo il cornicione ripieno, perché Sì, poi dopo sempre il discorso di prima, mangi poi 2 non pizze lo- praticamente. che magari non lo digerisco. Forno ovviamente a legna, questo manco a... Rigorosamente. perché Non mi si spieghi la avvicina. differenza tra il forno a legna e il forno Allora, il elettrico? forno a legna garantisce, soprattutto quelli manufatti a Napoli, garantisce una cottura molto violenta, quasi a 500 gradi. È un forno, diciamo, leggermente modificato da pane, con una bocca più stretta, una volta più bassa e più piccolo di diametro. Certo. Perché la pizza nasce probabilmente in un forno da pane, nella fase di riscaldamento, quando la brace era ancora accesa prima di essere sbrasato per poi infornare il pane, con un pezzo dell'impasto da pane che veniva schiacciato prima che completasse del tutto la lievitazione. Sostanzialmente quella potrebbe essere l'origine della pizza. Il forno è rigorosamente a legna, deve avere una fiamma diretta che cuoce la pizza, quindi che va ad irraggiamento, e soprattutto una temperatura molto molto alta. Oggi ci sono anche delle tecnologie che stanno aiutando a sostituire i forni a legna. Prima era impensabile, io stesso lo ritenevo una blasfemia, però in realtà a Napoli si stanno cominciando a diffondere, c'è un bravo costruttore che sta facendo dei forni ad alimentazione elettrica che dà la possibilità anche in uno studio televisivo, quindi la prossima volta ci organizziamo, Perfetto. di portare un forno e cuocere delle pizze con un'alimentazione elettrica. Io l'ho fatto a Louvre di Parigi la prima volta, poi l'ho fatto in America, l'ho fatto a Londra, l'ho fatto in degli studi anche RAI, e molti colleghi hanno avuto ancora più esperienza, perché Certo. laddove non puoi portare un forno a legna naturalmente non ne avevi soluzione.
Oggi fortunatamente una soluzione c'è, ci siamo divertiti anche con questo tipo di strumentazione e magari, chissà, un giorno la tecnologia... Posso dire ottima invenzione. Ottima invenzione. Soprattutto se la portiamo negli studi calciari. No, è un caso, questa è una cosa in più, però ottima invenzione. Chi è, come si chiama la casa? Izzo Forni. Izzo, grande. Perfetto, ti ringrazieremo. Grazie vita, Izzo per tutta la vita. No, però vedi, io ragionavo quanta... Cioè adesso uno pensa alla pizza, un qualcosa di storico, di secolare, guarda quanta ancora evoluzione invece c'è, di studio c'è, tu la fai da 3 generazioni, pensi ormai vabbè ho conosciuto tutti i segreti della pizza, di come farli, invece c'è uno studio costante e ricercato su quello che può essere sempre uno sviluppo di un qualcosa che ormai è conosciuto comunque a livello mondiale. È un prodotto vivo, un prodotto che appartiene al nostro DNA, che anche un napoletano mangia almeno 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, perché sta con la fidanzata, sta con i figli, sta in una pausa di lavoro, sta con degli amici, torna da calcetto e torna dopo una partita e va a mangiare pizza, cioè ti vuoi incontrare con un amico, ti dici andiamoci a mangiare una pizza, e quindi diciamo rappresenta un po' la nostra vita, quindi non può non evolvere e rimane, diciamo, sarebbe assurdo se rimanesse ferma nel tempo. Oggi evolve con i gusti, evolve con il miglioramento delle condizioni economiche, diciamo, della gente, evolverà probabilmente anche da un punto di vista salutare un domani, magari quando si sarà ancora più attenti di oggi all'alimentazione. Come la cucina, anche la pizza fa parte, diciamo, di quella trasformazione che hanno le nostre abitudini. Io non sarò soddisfatto fin quando non vedrò le pizze nelle diete. Facciamo così. Sì, la pizza proteica. La pizza proteica La pizza fa bene, gioia, è gioia. Quindi stimola anche la produzione di alcune, diciamo, sostanze che fanno bene all'umore e alla salute. Infatti io ho una testimonianza diretta, mia nonna diabetica, sempre messa a dieta dal suo medico, quando faceva la dieta mia nonna tutti i valori sballati, andava a fare le analisi e cominciava tutta la storia con il medico che litigavano eccetera. Come mangiava le belle pizze di mio padre, la nonna era proprio una adolescente diventava. Mi sembrava che le analisi non uscivano da Santo Buono. Diceva il dottore, avete visto, avete fatto la dieta e voi state bene? No, prima mangiate la pizza fritta. Ma tu immagina tutta la gente che non vuole andare in palestra. Tu gli dici, se vai in palestra dopo mangi la pizza, cioè, tutti quanti ad allenarsi, cioè tutti che alzano 200 kg con un braccio. Io mangerei a prescindere. Posso? Amedeo, mio personal trainer, ti raccomando, incentiva l'uso di pizze nella dieta. Amedeo. Evviva. Salutiamo Amedeo e mi raccomando, con l'utilizzo delle pizze che fanno bene non solo al corpo ma anche e soprattutto alla mente, a questo punto lo possiamo assolutamente dire. No, tu mi parlavi anche, insomma, dei tantissimi ingredienti che utilizzate, la maggior parte cercate di valorizzare ovviamente il territorio napoletano e campano, giusto? Sì. Noi da sempre cominciamo a ricercare prodotti da tutta la Campania, un bacino enorme, la Campania Felix, e abbiamo tante cose da riscoprire. Il mondo della pizza in generale, non solo noi, abbiamo aiutato tantissimo nell'ultimo decennio a riaffermare delle cose che erano perse. Magari mi capitava di parlare con dei miei coetanei che non conoscevano il pomodoro del Pieno 10 anni fa, che era io lo conoscevo perché comunque ricordavo mio padre che andava dai contadini di San Vito, di Ercolano, a comprarne d'inverno per avere una sorta di pomodoro fresco. Tanto lavoro è stato fatto dai pizzaioli per il prodotto pomodoro del Pino, ma per San Marzano, per tanti altri prodotti della nostra regione, delle varie province della nostra regione, per cui oggi molti prodotti sono riaffermati e probabilmente sono anche tornati nelle case dei napoletani. E si sta facendo ancora tanto e si può fare ancora tanto. Naturalmente la pizza oggi che si è sdoganata non è più margherita e marinara, naturalmente è giusto che si faccia anche testimonial di tante ricchezze che abbiamo nel nostro territorio e soprattutto di tanti produttori che comunque non avevano quasi più mercato e che oggi hanno ricreato nella nostra regione un'economia di territorio che sta diventando significativa ed importante. Assolutamente sì, hai fatto benissimo a sottolinearlo per valorizzare appunto anche quelle che sono le piccole, grandi, medie attività che insomma tutta la Campania, Napoli, la Campania in generale, il sud Italia mi verrebbe da dire, ci può fornire.
Ti chiedo anche di... È molto odioso. No, stavo pensando a questa cosa dei ingredienti italiani, sono una cosa cioè, buonissima. Se noi, quelli campani soprattutto, io odio le persone che ordinano la pizza pub, che è quella con i wurstel. La Würstel, ma gente della nostra età, cioè della mia età. Io l'ho ordinata, non so perché mi dovresti odiare. Una Würstel, cioè va bene fino ai 12 anni, però cioè a sto punto mettici Würstel e ananas e crei la pizza. Beh, metti con le ananas che crescono sui cavalli. Ormai sto canale. Le palme ai cavalli, bellissime. Ho la piantina di basilico, ma a questo punto a fianco ci metto una piantina d'ananas. La piantina di Würstel. Würstel è un po' più complicato poi. Perché hai preso la pizza con i Würstel esattamente? Cioè con tanti ingredienti campani buoni. Sono una cosa di non dico un'americanata questa, però io credo... Una tedescata. Sì, diciamo che poi le patate sono da un'altra parte, una parte verso Belgio, Olanda, eccetera, eccetera. È un qualcosa che ti porti dietro secondo me da bambini, perché i bambini tra i wurstel e le patatine. E anche questo lo ricordo, diciamo in analogia con la pizza a pomodoro, quando ricordo della vita in Germania. Mi faccio sentire giovane, ecco. Ma le pizze più ordinate sono sempre margherita o più, diciamo, quelle, soprattutto da voi, quelle più fantasiose? È un po', allora, innanzitutto la margherita. Soprattutto quella anche una carta delle margherite molto ampia, quindi ti dai anche la diversità, la scelta sì. Però c'è anche tanta curiosità nel provare delle nuove abbinamenti, infatti c'è sempre attesa a quello che uscirà la settimana prossima. Certo. Oggi ho fatto le corse perché ho messo in carta la scarpone, sarebbe la pizza che riprende un po' la melanzana scarpone. E un altro nostro must che è la pizza uovo butturato, fatto con un altro chef, pizza dell'anno, qualche anno fa. E già sono uscite questa settimana o dalla prossima? Ok, ottimo. Quindi ci siamo, possiamo andare. C'ho ancora le mani sporche di peperoni, potevano portarne uno. Però insisti su questo fatto, potevo portarne uno, poi capito, ce lo fa rimanere proprio qua. Ci resto male, Salvatore, guarda che ci resto male. Vabbè, non ti chiedo ovviamente la competizione, perché qui a Napoli insomma è altissima la competizione. Ma però più che altro... che rapporto c'è tra voi pizzaioli napoletani? Cioè tu vai mai a mangiare da un altro pizzaiolo? Sempre, basta che non è la mia pizzeria, non è per farmi pubblicità contro, anche perché sai, avendo due bimbi piccoli e mia moglie che sognava di sposare un pizzaiolo, poi l'ha incontrato e ha detto ma che me l'ha fatto fare? Cioè, no, diciamo a volte è tornare sul mio luogo di lavoro, sul luogo del delitto, è un po' fare un'autocolla. E allora preferisco ogni tanto andare a trovare i colleghi, perché è sempre bello anche confrontare le idee, poi soprattutto con alcuni ci sono dei rapporti eccezionali, non sono colleghi napoletani, però è bello anche conoscere delle realtà diverse dalla nostra tradizionale pizza napoletana. Quindi diciamo c'è amicizia tra di voi? Sì, tanta amicizia, perché poi con colleghi, soprattutto a un certo spesso ti incontri fuori in determinate situazioni che sono divertenti, dove si valorizza non solo un brand, il mio, il suo, eccetera, ma proprio anche il mondo della pizza napoletana e il movimento della pizza. Quindi ti ritrovi ogni tanto, siete tutti sulla stessa vai barca, anche a spiare qualcosa che di buono fanno loro. No, mi incuriosisce anche la reazione dei turisti, perché ovviamente c'è tanta gente, tanti turisti, ne parlavamo anche prima, insomma Napoli sta avendo un boom dal punto di vista turistico, l'abbiamo più volte sottolineato come un rinascimento, un risorgimento napoletano. I turisti che per esempio non hanno mai assaggiato la pizza, con i quali magari ti capita di parlare dopo che l'hanno assaggiata, mi racconti qualche episodio magari divertente con qualcuno che non aveva mai assaggiato la pizza napoletana? Restano affascinati, normalmente restano spiazzati dalla pizza. Qualcuno capita che può fare delle richieste un po' strambe, però chi viene a Napoli, la cosa che noto, soprattutto stando a Chiaia, dove è un quartiere estremamente turistico, conosce tantissimo di Napoli. E oggi ci sono ancora tanti stranieri, giornalisti, blogger, influencer, che scrivono tanto su Napoli e restano affascinati della cucina napoletana. Naturalmente, se devi passare da Capodichino, hai 2 ore, l'ultimo desiderio prima di andare via da Napoli è quella di mangiare una pizza. E quindi tanti si fanno portare nelle varie pizzerie della città, magari anche che leggono su internet, che si sono fatti consigliare dall'autista, all'albergo, eccetera, e quindi poi fanno la loro esperienza. Naturalmente ci sono anche tanti ragazzi o tanti cultori, non gente che vuole apprendere il mestiere, che chiede: posso passare una giornata con te in pizzeria?
Va bene, io sono a disposizione di alcuni perché ho ospitato poco fa un ragazzo israeliano, Gabriel, per il peccato che a volte si corre in continuazione, quindi non perché si riesce c'è tutta la giornata con te, che fanno? Loro vogliono guardare, vogliono sentirsi una pizza napoletana, vogliono capire che cosa c'è dietro, vogliono mettere anche le mani in pasta, anche se poi diventano pasticcioni. Però secondo me è un qualcosa che affascina, come ha affascinato noi da bambini che ci schiacciavamo con il naso contro il vetro del pizzaiolo, alla stessa maniera affascinano loro. Più di un piatto di pasta, perché è qualcosa che rappresenta la famiglia, la giovialità, la condivisione, l'amicizia, la tradizione. Quindi penso che abbia tutto questo mistero all'interno. È ipnotico. Io mi ricordo da bambino, guardavo i pizzaioli fare la pizza, rimanevo proprio là. Oddio, perché prendi la velocità con cui lo fanno, pizza, con quel movimento. Che ci spiega che hai fatto. Però ti ipnotizza, sono movimenti. I bambini, vabbè, la prossima volta oltre alla pizza facciamo anche un laboratorio sul come si fa la pizza, possiamo fare. La prossima volta porto qualche pizza assolutamente. Per esempio questo sarebbe diciamo, io sto portavi un pacchetto di wurstel. Speriamo anche tu, cioè nel senso siamo a Napoli. Io cerco di abbracciare tutti quelli che ci seguono, poi magari c'è una generazione più piccola che ci segue, per non farli sentire soli io vado da loro, vedi, abbraccio loro. No, l'idea, vedi, pure di un laboratorio, perché secondo me c'è davvero tanto bisogno anche di far conoscere cosa c'è dietro. Hanno fatto qualche scuola di pizzaioli? Sì, anch'io a volte mi capita di insegnare in alcune scuole. È un tema molto richiesto e oggi sempre di più ci sono giovani che si approcciano a questo tipo di lavoro. Prima era un lavoro fatto da persone che magari non volevano andare a scuola, magari spesso la generazione precedente a noi nostra aveva tanti analfabeti che interrompevano gli studi, a 8-9 anni entravano in bottega e poi a 25-26 erano pizzaioli, facevano un'altra forma di scuola, di università, eccetera. Oggi sono tanti ragazzi che, anche se hanno dei titoli di studio più o meno importanti, scelgono di fare la pizzeria. Questo è un vanto. Questo è un vanto perché un tempo, per esempio, io mi sono sempre posto l'obiettivo di dare dignità, valore a un mestiere, perché mio padre era imprenditore, era anche benestante per il lavoro che faceva da commerciante, però era sempre un pizzaiolo. Oggi il pizzaiolo ha una dignità diversa. Questa è stata la vera e propria conquista della pizza napoletana, di tanti giovani che nonostante studiano scelgono di fare questa pizza, di tanti giovani che mettono la cultura che ha dato dal concesso, diciamo, la propria famiglia per migliorare un settore del cibo, del food, che magari era considerato quello più povero e soprattutto quello insignificante. Oggi è un lavoro importantissimo, un lavoro che anche nell'ambito della cucina italiana ha la sua fascia di rispetto nella sua posizione. Assolutamente. Poi il pizzaiolo non ha età. C'è un'età indicata per fare non si è mai troppo vecchi. Però ci si stanca. Insomma, ci si stanca. Allora, tutti in estate vicino al forno. Ma quando fa fresco vicino al forno. Soprattutto a Napoli. Ci manteniamo in linea. Facciamo definizioni durante l'estate e quando andiamo a mare siamo tutti belli tipeggiati mangiando pizza. Quindi al posto di fare palestra si mangia bruciate grassi vicino al forno, praticamente il proprio bruciare grassi diretto. Ma veramente bruciare, d'altronde hai detto prima, insomma, raggiunge un grado di calore, insomma, quel forno. E infatti non immagina quante magliette dobbiamo cambiare durante il lavoro. Però è la parte, diciamo, più sofferente, però alla fine un sorriso di un cliente ti riesce a diciamo, ripagare tutte le fatiche. Tra l'altro il pizzaiolo è uno dei pochi lavori che non può essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Perché te lo immagini un robot e ti fa la pizza. Gli ET potrebbero essere mani di ferro anche dentro. domani probabilmente. Noi si mettono un chat GPT che parla al posto nostro. E via, arrivederci e grazie. Speriamo di esistere ancora, perché come hanno inventato i forni elettrici, spero di non inventeranno i pizzaioli elettrici. Ma sarebbe assurdo, cioè le mani di ferro che impastano mi farebbe un po' schifo. Ma il manico poi, come diceva giustamente Salvatore, poi non sarebbe mai lo stesso. Esatto. Effettivamente il segreto della pizza napoletana sta proprio nella sua manualità, nella manualità del pizzaiolo. C'era il professor Moio, grande enologo internazionale, professore all'Università Agraria di Portici, che mi chiese qual è secondo te
il terroir della pizza, quello che noi chiamiamo nel mondo del vino, perché voi per affermare la pizza napoletana, per affermare il valore della pizza napoletana dovete capire qual è il vostro terroir. Io dissi, secondo me il terroir sono le mani, la destrezza del pizzaiolo, la sua capacità di riconoscere il punto di pasta e soprattutto di lavorarlo con una certa velocità, una certa abilità, e di regalare poi quella che è la pizza, quel piatto che dà quell'emozione che abbiamo certamente. Tocco anche il tema economico a questo punto, perché si è molto discusso sempre dei vari costi delle pizze. Chiedo qual è la vostra politica a questo punto dal punto di vista economico, e anche la concezione che magari hai, ne parlavamo prima, magari in ristoranti stellati o altro, la stessa tipologia di pizza, ovviamente con determinati ingredienti, che si vede venduta pure a 200 euro, 150 euro. Qual è il tuo pensiero in merito? La pizza deve avere un costo giusto, un costo che allo stesso tempo sia popolare, che la renda accessibile a tutti, democratica anche nelle forme più elevate, più innovative, più studiate, ma allo stesso tempo deve avere un costo giusto per un'azienda, perché le pizzerie sono oggi delle vere e proprie aziende. Ci sono attività come la nostra che hanno 60-65 dipendenti, quindi hanno dei costi che devono rispettare la correttezza dei costi. Quindi è una legge di mercato che oggi anche in attività grosse, perché stiamo parlando di un'attività non più a carattere familiare, ma attività che diventano più grandi come le pizzerie, devono essere rispettati per la dignità di tutti, dei fornitori, dei lavoratori e di tante altre maestranze che sono a servizio di un'azienda grande come la pizzeria. Poi naturalmente ci sono quei casi come spesso si è fatto polemica sui giornali, dove la pizza costa 30, 40, 100 euro. Lì devi andare a consumare quella pizza considerando che stai acquistando un'esperienza che può valere o meno quei 30 euro, quei 40 euro. Poi lo decidi tu se può valere o meno. Però lo decidi tu. Naturalmente è una scelta che fai tu, consapevole di andare in quel posto. Poi se mangi male pagando la pizza 40 euro, ma pagandola anche 4 euro. Certamente. Che magari è un costo troppo popolare e probabilmente nasconde dietro prodotti di scarsa qualità, non una correttezza contabile dell'azienda, non una correttezza nella gestione del personale, quindi tante cose che magari non ne giustificano. Io ricordo la polemica, se non sbaglio, con Briatore, se non vado errato. La polemica sulla pizza era il Pata Negra, tra l'altro, se non vado errato. Sì. Ma lui fa un tipo di... Lui vende il suo marchio, che è anche Cracco forse fece. Anche Cracco. Loro vendono il loro marchio. Tu in quel caso stai andando a comprare non solo il loro marchio, ma anche la loro esperienza. Scegli di pagare quella somma. Scegli innanzitutto di andare in quel locale. Certo. Poi devi scegliere di pagare quella somma. Quella somma può essere giusta o sbagliata. Probabile che tu puoi andare, ecco, ritorniamo al discorso, nella tua pizzeria del cuore e ti rendi conto che magari anche se paghi la pizza, non so, 2 euro, 3 euro, che sono prezzi oggi impensabili, naturalmente non è più giustificato. Chiaro. Anche perché poi il prezzo lo fa anche comunque il mercato. Cioè, se molta gente va a mangiare la pizza di Cracco e non piace, se inizia a parlare male, poca gente la prende, probabilmente il prezzo scende o la tolgono dal menù. No, perché vai da Cracco perché devi andare a mangiare, devi andare a criticare, che è diverso. Anche quello fa gioco. Se non te la fai la foto sui social, anche a Briatore è tornata utile. Beh, infatti lui ha avuto il boom, insomma, quando si parlò di Briatore, che lui criticò, tra virgolette, la pizza napoletana, dicendo magari utilizzano ingredienti, però lui dal punto di vista del marketing lui fu geniale, perché lui utilizzò l'attacco a Napoli, la permalosità di napoletani, che siamo notoriamente permalosi, per avere un ritorno, un eco dal punto di vista mediatico gigante, incuriosendo quindi anche la gente di dire ok, tu ne hai messo la pizza a 100 euro, vediamo se vale 100 euro. Intanto lui, che poi ti piace, non ti piace, non ti piace, sei venuto a mangiarti la pizza a 100 euro. In quel momento sì, però comunque oggi... però sono strategie dal punto di vista in quel momento secondo me sì, però fu vincente per lui. Poi lascia stare la pizza alla fine oggi... io non ci andrei, per esempio. Neanche io. Però alla fine oggi la pizza buona è quella che viene preferita, cioè nel senso, da Salvo ci vai, ci ritorni. Magari da Briatore ci vai una volta, poi basta. Una volta che sono andati tutti quelli che ci volevano andare, poi non però ci se diventa un posto figo ci ritorni. Il posto sì, la location sì. Quello fa tutta la differenza del mondo. Permetti, arrivi là, fai la foto, Briatore, metti sui social, poi la pizza, però io intanto mi sono fatto l'esperienza, la foto Briatore, che a me personalmente mi frega nulla, perché io se vado a mangiare una pizza voglio una pizza buona e quindi vado da Salvatore.
Allora, diciamo che anche il nostro presidente non ama la pizza napoletana. Io lo sapevo che tu ci arrivavi. Io non sapevo questa cosa. Come non la sapevi? La sapevi, invece tu vuoi fare il democristiano in questo caso. Quindi sì, ha detto che lui preferisce la pizza romana. Che differenza c'è tra la pizza romana e la pizza napoletana? La focaccia, no? No, la pizza romana è quella scrocchiarella. A parte loro sono bravissimi a fare la pizza in teglia, hanno dei casi, dei geni della pizza in teglia, però la loro pizza tradizionale è quella sottile scrocchiarella. Sì. Quindi quasi era un'antitesi tra la pizza napoletana, che in realtà di scrocchiarello non ha nulla. Il crunchy, il croccante è un difetto per la pizza napoletana. Un napoletano verace che vuole mangiare pizza ti rimanda indietro una pizza che ti fa crack. Assolutamente. Dice il cracker. Questo è il cracker. Dice, questa è una sola. Sì. Cioè, quindi la pizza napoletana deve essere estremamente soffice. Quindi questa è una delle caratteristiche. Probabile che qualcuno che è abituato a mangiare una pizza croccante, con il nostro buon presidente di cui dobbiamo parlare solamente bene, visto su questo non possiamo naturalmente è abituato a mangiare una pizza diversa, però naturalmente i gusti sono personali. Naturalmente qualche giocatore ne mangia anche parecchie di pizza, anche qualcuno che c'è passato, che adesso non c'è più, ne ha mangiata tante. Nonostante la dieta da calciatore. Vedi, mi incuriosisci così non ti chiedo il nome, però insomma sono stati giocatori del Napoli. Non è che è uno scoop la mangiata c'è gente che, per esempio, penso a Ciro Mertens, penso al buon Ancelotti, che ha visitato un po' tutte le pizzerie della città, che gli piaceva tantissimo la cucina napoletana, quindi gli ultimi non so, si vedono un po' meno in città, però comunque ci passano, zii Raspadori ci sono passati. Vabbè, noi facciamo l'invito al presidente De Laurentiis, se vuoi cambiare idea sulla pizza napoletana, da Salvatore Salvo. Ci proviamo, di questa responsabilità. Il buon Giunto, non riesce bene, comunque Giunto era mio cliente, quindi adesso gliela devi portare a Torino, però mi sa. Adesso gliela dovrai portare a Torino. Vabbè, io a Torino ci andrei sempre al 93esimo. Ero lì con mio figlio al 93esimo. Ho incontrato anche Raspadori, gliel'ho detto, e mi ha fatto godere. Non siamo più in fascia protetta. No, siamo in fascia protetta. Si può tranquillamente dire su questo, vai assolutamente. Penso siamo sempre in fascia protetta noi. No, ma noi non siamo per il political correct. È meglio della pizza fritta. Assolutamente sì. Pure vedere quel gol con la pizza fritta poi è l'apoteosi. La pizza durante la partita è proprio, anche quella è tradizione. Ma adesso per esempio, vedi, domanda anche che mi viene, c'è la partita del Napoli, no? Immagino tutti quanti, magari anche infrasettimanale, quando ti arriva quella chiamata per l'ordine della pizza durante la partita del Napoli, come reagisci? Diciamo che noi pizzaioli siamo molto penalizzati dalle partite del Napoli. Quest'anno l'abbiamo presa con gioia per certi aspetti, anche se la tendenza sta un po' cambiando. Sì. Prima c'erano, io mi ricordo l'epoca di Mazzarri, le prime partite di Coppa Campioni, era coprifuoco. Cioè pizzeria come la nostra magari fanno quei volumi là, si trovavano a fare 20-30 pizze a sera, perché tutti davanti alla televisione. Certo. Oggi è un po' diverso, però comunque influisce tanto l'evento partita. Quest'anno l'abbiamo goduta, diciamo, abbiamo chiuso anche per la giornata la famosa partita Napoli-Salernitana, che ci è rimasto un attimo qua. Un po' come la pizza a noi oggi. Abbiamo ritardato la festa. Davamo per scontato che avremmo vinto quella domenica lo scudetto, e quindi era avevamo concesso, visto siamo una brigata di tifosi napoletani, salvo qualcuno, vedi. Avevamo deciso di dare una giornata di festa a tutti quanti, noi compresi, però c'è rimasta un attimo là, però. E quindi quella dopo anche è stata di festa? Quella dopo no, però quando abbiamo capito l'annazzo di essere scaramantici, a questo punto lavoriamo. Aveva ragione il presidente, è meglio che lavoriamo, chiudiamo e andiamo a casa. Ci sta. E mo sei stato anche al Pizza Village poche settimane fa. E questa che edizione era del Pizza Village? Era lo sai che non lo so. Tu da quanto tempo? Io la facciamo da 4 anni. Diciamo tutte le edizioni a cavallo del lockdown anche. Siamo stati 2 volte con loro in America. Infatti spero che ci inviteranno ancora nelle loro trasferte all'estero. Vi raccomando ragazzi, ora del Pizza Village sono qui, Salvo. Dove si dice? Ti sposo Salvatore. Io le spostavo davanti, hai fatto la censura. Ok, no, perché non mi sono regolato. Io sto prendendo il nome in realtà, vedi direttamente Salvatore Salvo e pure Salvo. Diciamo è un movimento,
un movimento, quello del Pizza Village, che sposa, diciamo, eleva quel rapporto quasi intimo tra il pizzaiolo e il napoletano e celebra, diciamo, quell'atmosfera di convivialità che era legata alla pizza. L'abbiamo portato anche all'estero, un'esperienza fantastica, ad Arthur Avenue a New York 2 volte. E quindi lì abbiamo portato ai napoletani e non solo agli americani la pizza napoletana. Bellissimo. Ed è stata qualcosa di straordinario, perché poi lì vedi l'emozione. Certo. Cioè le persone che magari vivono da 20-25 anni lì che vivono quel momento con quell'intensità, quasi una commozione. Di tornare a casa. Sono abituati allo slice loro lì, è una pizza totalmente diversa anche quella americana. Perché no? Io ho mangiato una pizza negli Stati Uniti a Mariposa, quindi in California, sai, quando vai nello Yosemite, mia moglie mi portò a mangiare la pizza. Viaggio di nozze. Secondo me a Mariposa la pizza, cioè non so nemmeno se c'è un luogo definito. E c'era questo forno rotante che da un lato si mettevano sta pizza e dall'altro usciva. Io ho mangiato una buona pizza. Hai visto? Non napoletana, naturalmente usciva dal contesto napoletano. Cioè, se non la chiamiamo pizza, per non essere pizza napoletana, è stata. Non chiamandola pizza è buona. Non chiamandola pizza napoletana. Immagina, la pizza napoletana è un'altra cosa. Un format modello McDonald's, però della pizza. In questo posto che era quasi fatto da saloon, sai, quelle con le bar porte, con le porte del West, praticamente c'è la scazzottata dentro. Le cose all'americana. C'è il Pizza Hut, mi pare, là in America, che è tipo un fast food della pizza. Una catena, Joe Pizza, c'è lì anche, c'è la pizza più antica di New York, tra l'altro Lombardis, che era origine napoletana. Sì, che poi c'è un American scorso, Style, c'è anche Rinaldi che sta a Brooklyn, ma ci sono anche tanti nostri colleghi, tipo Rosario Procino, che addirittura ha sostituito il nome della strada del suo locale con SSC Napoli. Sì, l'abbiamo vista recentemente. Oppure Ciro Iovine, che lavora con le magliette Buidoni, quelle dello primo scudetto, che rappresentano benissimo la nostra città, facendo un prodotto che è eccezionale. Ma non sono gli unici. Meno male, perché poi non si può andare avanti a fast food di pizza. Per fortuna qui in Italia non credo esistano, forse solo le pizze surgelate abbiamo, purtroppo. Perché però qui a Napoli sono legali. Non credo siano forse sono legali, però nessuno le c'è l'embargo qui non le comprano qui. C'è l'arresto per ricettazione di sostanze alimentari. Ma vai in carcere per direttissima lì, non c'è neanche il processo. Ma chi compra a Napoli? Cioè, è proprio un mercato sprecato qua, non le vedete? Vedetele a Milano. Perché sono non è detto, non è detto. Giustamente c'è gente che mangia pizza con i wurstel. Magari non c'è gente anche che mangia infatti che compra la pizza surgelata. Come ti stai prendendo tutte le tue rivincite dopo Ciro Giustiniani, è vero, perché lì si è stato messo in croce. È vero. Ragazzi, noi siamo arrivati purtroppo in conclusione. Quest'oggi siamo divertiti tanto, non abbiamo svelato tutti i segreti della pizza napoletana. No, ma io devo tornare con altre pizze. No, tu devi, noi verremo da te. Sono petulante, io devo tornare. Ma tu tornerai, anzi allargati anche, portiamo anche il resto della. Porto pure il forno, quello là. Ma assolutamente. 380. Non ti preoccupare. Assolutamente, il mio stomaco è pronto a mangiare. Così facciamo la prova se ne riesci a mangiare 2, vedi? Mi sembra un'ottima sfida. Ha accettato la sfida. Sfida accettata, ragazzi. Prossime edizioni degli occasionali. La sfida: quante pizze riuscirà a mangiare? Io non sono tanto grosso, però questa conversazione mi ha fatto venire troppa fame. Allora facciamo così, lo promettiamo ai nostri telespettatori. Sfida: quante pizze riuscirà a mangiare Vincenzo Testa? Due, di Salvatore Salvo di Salvo assolutamente. Ti ringrazio per essere stato. Grazie mille di essere venuto qua. Il maestro Salvatore Salvo, ci vedremo molto presto. Perfetto. Sì, invitiamo chiunque a andare da Salvo, perché troverete anche Omeo Riccardo, dipende in quale sede andate. Quindi proprio non vuoi farli andare Io vi aspetto tutti, sperando anche durante qualche partita di condividere assieme l'esperienza della partita. Oppure al presidente, lo sai che la faccio croccante. Lo sai che possiamo fare? Veniamo a commentare una partita del Napoli, una live reaction in pizzeria. Perfetto, dai, ci sto. Ottimo. Come colgo subito la palla al balzo. Bravo, sei un imprenditore. Vincenzo sfrutti poco tu. Vincenzo Testa, siamo arrivati al termine di queste 3 settimane degli occasionali, che adesso andrà in pausa estiva perché inizia il ritiro. Tra l'altro oggi arriva il Napoli a Di Maro e tra un po', mezz'ora circa, seguiremo con le nostre telecamere l'arrivo degli azzurri in Trentino.
Però a settembre ci rivediamo qui ancora col caldo. Ti tocca stare ancora qua con gli occasionali. Ci rivedremo a settembre. Lo sai chi ci sarà ancora a settembre? Emanuele Bernardo, perché c'è anche Emanuele Bernardo. Noi lo muriamo. No, te ti muriamo là dentro per tutto il periodo estivo. Grazie mille Emanuele Bernardo, a Vincenzo Testa, grazie a te Riccardo e grazie mille Salvo. Grazie mille. Questa puntata degli occasionali la ritroverete questa sera come sempre sul nostro canale YouTube a partire dalle 21. Tra mezz'ora invece in diretta da Di Maro l'arrivo della squadra di Rudy Garcia, inizia il ritiro dei campioni d'Italia. Gli occasionali invece ritorna a settembre. Tutte le puntate di questa settimana invece le trovate sul nostro canale YouTube, basta cliccare sulla casellina podcast e ci sono tutte le puntate. Ciao Vincenzo Testa, grazie mille. Riccardo. Buona pizza anche a te questa sera. Buona pizza anche Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano e buon pomeriggio su Calcio Napoli 24 TV.